è l'ingresso a Villa Poiana. Villa Poiana è una villa palladiana realizzata nel comune di Poiana Maggiore, siamo in provincia di Vicenza. È una villa realizzata nel XVI secolo, divenuta patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, quindi un riconoscimento importante per un altro piccolo gioiello del nostro territorio che adesso andremo a visitare insieme. Ci troviamo con Ilaria Abbondandolo, che è segretario culturale del CISA. Lascio dire a lei di che cosa si tratta, perché è una sigla abbastanza complicata da ricordare a memoria, più che altro, Ilaria. Sì, CISA sta per Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio. Quindi un centro che si occupa di seguire, di rendere anche fruibili, di valorizzare tutte le ville, le realizzazioni di Andrea Palladio in questo territorio e anche in altri, o siamo proprio localizzati nel Vicentino? No, il centro si occupa in generale di studiare l'opera di Andrea Palladio e fra l'altro non solo di Andrea Palladio, ma della storia dell'architettura in genere. È appunto dedicato, è stato fondato dedicandolo al nome di Andrea Palladio, perché a Vicenza, diciamo, era un must, se possiamo dire così. Però ci occupiamo in generale della storia dell'architettura, non solo di Palladio, che è comunque il nostro campione, diciamo. Noi qui siamo appunto in una villa palladiana, Villa Poiana, che prende proprio il nome dalla famiglia che commissionò la villa ad Andrea Palladio. Cominciamo a conoscere la famiglia allora intanto. Certo, il modo migliore per conoscere la famiglia dei Poiana è stare proprio qua in questa loggia, dove vediamo in alto il busto del committente Bonifacio Poiana, ed è proprio lo stesso Palladio nel suo trattato, i 4 libri dell'architettura, di cui ho una copia in mano, che lo nomina e dice, lo chiama Cavalier Pogliana, gentiluomo, magnifico e di nobilissimo animo. Quindi Palladio ci descrive in questi termini il suo committente. E in effetti il Poiana, Bonifacio Poiana, era un gentiluomo ed era un cavaliere, come dice Palladio. Il fatto che lo fosse è riconoscibile anche nel busto, in quanto, diciamo, l'attributo visibile del cavalierato era la collana d'oro, e anche nel busto è ritratto con questa collana. È un titolo che equivaleva, diciamo, al primo grado della nobiltà, veniva dato ad persona ma non era trasmissibile ai figli, quindi veniva dato proprio per meriti. Come è nata la relazione fra Andrea Palladio e i Poiana? Che cosa volevano fare loro? Sì, i Poiana sono appunto una delle famiglie vicentine che commissionano a Palladio un'opera nelle campagne. Sono appunto famiglie vicentine che abitavano a Vicenza, c'erano vari rami della famiglia stanziati in varie zone del centro storico di Vicenza, ancora oggi riconoscibili. Ma queste nobili famiglie al tempo chiedevano ai grandi architetti, a Palladio in particolare, di realizzare le loro dimore, diciamo, di campagna, che non era, quindi la villa non era come oggi un edificio monumentale di rappresentanza, ma era parte di un'azienda agricola vera e propria, serviva a questi ricchi proprietari per gestire il fondo agricolo, in particolare i Poiana. Qua coltivavano i gelsi, allevavano i bachi da seta, perché erano produttori di seta molto importanti che commerciavano in tutta Europa. Questa villa, già nell'ingresso di questa villa si vede che comunque, per quanto fosse un edificio funzionale, aveva una grande ricerca del bello, perché già nella loggia abbiamo degli affreschi molto significativi, rappresentativi. Certo, infatti la novità, diciamo, di Palladio rispetto all'architettura che lo aveva preceduto era proprio quella di rendere anche molto belle e quindi di rappresentanza questi complessi di villa, queste aziende dovevano avere anche una parte, diciamo, che oggi diremo monumentale, e quindi sia nelle forme architettoniche ma anche nelle decorazioni era importante rispettare e mostrare
il grado di importanza del proprietario, del committente, che comunque magari ospitava ospiti importanti nelle ville, nelle campagne. Ecco. Proprio gli affreschi saranno uno degli elementi sostanziali della nostra visita, quindi adesso continuiamo all'interno della villa. Qui ci troviamo nel salone, è la prima sala che accoglie il visitatore ed è una sala che ci permette di parlare ancora della famiglia Poiana, perché c'è in particolare lo stemma da raccontare qui. Sì, infatti, proprio questo stemma è legato a una storia abbastanza divertente. Infatti, appunto, Poiana si sarebbe tutti portati a credere che venga dall'uccello della Poiana, che anche qua ce ne sono in giro. E molti, guardando appunto lo stemma che appare in vari punti della villa, sia nella loggia dove ci trovavamo prima, sia sul portale della barchessa che invece è fuori, si vede appunto questo uccello, e solo recentemente si è capito che si tratta in realtà di un'anatra. Vicino al becco di questa anatra c'è rappresentata una stella a 8 punte, e quindi Fernando Bandini ha capito che probabilmente Poiana viene da Poli Anas, l'anatra del polo o del cielo per metonimia. E infatti appunto lo stemma dei Poiana è un'anatra su fondo bianco con questa stella a 8 punte, la vediamo anche riprodotta nel calco. Questo riproduce proprio lo stemma che è sul portale della barchessa, anch'essa progettata da Palladio. Qui tra l'altro vediamo appunto come questa villa sia destinata alla fruizione delle persone che magari possono avere il piacere e il desiderio di conoscere la storia anche attraverso queste perle architettoniche. Ci sono degli allestimenti che aiutano proprio a leggere la villa. Sì, infatti nel 2009 era stato chiesto proprio al CISA Andrea Palladio di allestire la villa con degli apparati didattici che permettessero al visitatore di comprenderne un po' di più la genesi, la storia e anche il contesto territoriale, che è molto particolare, questo famoso sistema di ville, economia di ville, che è molto importante anche per il Veneto di oggi. E quindi ci sono appunto modellini, calchi, riproduzioni di documenti che servono al visitatore per capirne qualcosa di più. Ecco, giusto per capirne qualcosa di più, ai nostri piedi c'è un qualcosa che non so nemmeno come descrivere, molto bello, molto decorativo e che evidentemente aveva una sua funzione. Ci può aiutare a capire che cos'è questa cosa ai nostri piedi? Certo, sì, è un elemento che ricorre nell'edilizia storica e appunto anche nelle ville, nei palazzi. Ne abbiamo uno anche proprio a Palazzo Barbarano, sede del CISA Andrea Palladio, e serve per areare gli ambienti del piano nobile, quello dove ci troviamo, sfruttando l'aria fresca che viene invece da sotto, dalle cantine. Quindi sotto i nostri piedi ci sono le cantine della villa. Esatto, c'è un ambiente voltato che era appunto destinato in origine a cantina e cucina, dove l'aria è molto più fresca perché è un ambiente appunto parzialmente sotterraneo e chiuso, e quindi fa da ventilconvettore naturale alla villa. Del sistema delle ville, e in questa villa effettivamente si traduce in realtà attraverso dei modellini questo concetto diffuso della villa inserita nel territorio. Sì, infatti sono stati portati qua alcuni dei grandi modelli lignei del Centro di Studi Palladiani, proprio per mostrare come nel Basso Vicentino in realtà ci fosse un vero e proprio sistema di ville tutte progettate e realizzate da Andrea Palladio. Abbiamo la villa per i veneziani pisani a Montagnana,
e un altro ramo della famiglia Pisani aveva fatto costruire da Palladio anche la villa Pisani a Bagnolo, anch'essa qua nel Basso Vicentino. Abbiamo la villa Saraceno a Finale e nella stanza accanto la villa Repeta a Campiglia. Sono appunto 3 diversi esempi di altrettante ville palladiane, 2 per famiglie vicentine, i Saraceno e Repeta, e una per una famiglia invece veneziana, che di nuovo usavano la villa di campagna per amministrare i propri poderi, le proprie coltivazioni e avere anche una base di rappresentanza. Qui siamo in una piccola stanza, in un camerino che devo dire è molto divertente, anche perché ha tantissime immagini che in qualche modo devono essere interpretate e magari per qualcuna di queste immagini possiamo dire qualcosa. Sì, infatti è il camerino delle grottesche. La grottesca è questo tipo particolare di decorazione, in questo caso si deve all'artista Bernardino India, e appunto è una decorazione che rimanda all'antico e che permette una serie infinita di allusioni sia alla mitologia, allegorie di vario tipo. Se ne possono segnalare alcune. Una divertente è il fatto, per esempio, che sia rappresentato un tacchino, e questo pensiamo voglia ricordare la recente scoperta delle Americhe. Perché ricordiamo che la villa è stata realizzata in che periodo? Questo è del 1549 circa, l'inizio della costruzione, e la decorazione è sicuramente finita entro il 1563. Quindi abbiamo detto il tacchino con l'allusione alla scoperta dell'America, poi ci sono un cavallo e una mula bianca che rappresentano l'impero e il papato, che all'epoca erano le 2 dominanti. E ci sono figure divertenti come appunto rimandi per esempio alla quotidianità, le coltivazioni, la pesca, la caccia, ma anche alla commedia dell'arte. Per esempio c'è un funambolo che cammina sul filo e che è abbastanza particolare, un unicum in questo tipo di decorazione. E poi ci sono figure mitologiche, le parche, che rimandano all'ineluttabilità del fato, e poi appunto anche coltivazioni recenti, l'orzo, il frumento. e ritroviamo sempre il simbolo dei Pojana anche. Sì, è sempre questa oca bianca che rimanda a Polianas, da cui il nome Pojana o Poggiana, Poliana. Ci sono vari modi di chiamare questa cittadina nel tempo. Ci fermiamo allora per questa prima parte della visita a Villa Pojana, vi aspettiamo però la prossima settimana.